Abile corri Padre oggi tua casa in festa per te, se vorrai rispettare le case, la strada dell'amore, la tua gioia questa è libertà, apri le tue braccia, corri incontro al Padre. Oggi la sua casa sarà in festa per te. Nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Signore che tutti benedice con tutte voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre, che con il dono del tuo Spirito ci riempi di ogni benedizione, continua a trasformarci in creature per essere preparati alla gloriosa del tuo regno. Per Cristo Signore. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu che sai che hanno deposto il falso contro di me, io muoio di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. Il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condannata a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovine chiamato Daniele. Io sono innocente del sangue di lei. Tutti vanno verso di lui dicendo: che cosa vuoi
dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza insegnare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: vieni, siedi in mezzo a noi, da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: separateli bene l'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: o uomo piato nel mare, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce. Quando davi sentenze ingiuste, oprimendo gli innocenti, assolvendo i malvagi, mentre il Signore ti è giusto l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Sia l'angelo di Dio, ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, feci venire l'altro. Gli disse: stirpe di Cana e non di Giuda. La bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda ha potuto sopportare la... Dimmi dunque, sotto quale albero ti hai visti sorpresi insieme? Rispose: sotto un leggio. Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna cadrà sulla testa. Ecco, l'angelo ti aspetta con la spada in mano. Tira in due. Farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva sperano in tutti. Poi, insorgendo due anziani, ai quali Daniele aveva confessare con la loro bocca di posto il falso, di loro subire la medesima pena contro il prossimo, e applicando la legge di Mosè li fece uccidere. In quel giorno fu salvato sangue innocente. Parola di Dio.
Con te, Signore, non Signore è mio pastore, non manco di nulla. Pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Che se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno accompagnate tutti i giorni della mia vita. Sto ancora nella casa del Signore per lunghi. Con te, Signore, non temo alcun male. Gloria e a te, Cristo. Gloria a Cristo. Io non godo della morte del malvagio, dice, ma che si dalla sua malvagità e viva. Gloria e lode a te, oh Cristo. Il Signore sia con me e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù avviò verso il monte, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise ad insegnare. Allora i scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo per metterlo alla prova e per avere motivo di usarlo. Ma Gesù no, e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno. Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù: neanch'io ti condanno. D'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Dio Cristo. Se ne vanno tutti, cominciando dai. È calato il silenzio. Gesù rimane solo con la donna. Si alza con gesto bellissimo, si alza come ci si alza davanti ad una persona attesa ed importante. Con tutto il rispetto dovuto a un'esperienza regale, si alza per essere vicino negli occhi e le parole. Nessuno lo ha parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non interessavano. La chiama donna con il nome che ha usato per sua madre. Non è più la peccatrice, la trascina è la donna. Adesso Gesù si immerge nella unità di quella persona, nell'intimo di quella. Ed è santo così, poi possiamo l'equilibrio tra la parola e la compassione. Vedoci nella concretezza di un volto e di una storia. In un'idea o in una regola, imparando dall'intimità e dalla facilità, che sono maestre di umanità. Donna, dove sono? Condannata? Dove sono quelli che solo lapidare e
seppellire di pietre. Il Signore non sopporta gli ipocriti, quelli del cuore doppio. Ama i puri di cuore. Non sopporta come i della fede. E poi accusatori e giudici vuole che sono scomparsi in quel giorno e così devono scomparire dal cerchio dei suoi amici, dai cortili templi, dalle navate delle chiese, dalle stanze. Nessuno ti ha condannata, neanch'io ti condanno. Gesù adesso non più per terra, ma nel cuore della creatura. E la parola che scrive è futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, le persone che amerà, il perdono di Dio creativo, apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta. Non è un colpo di spugna sugli sbagli del passato, ma di più un colpo d'ala verso il domani.
Signore Dio dell'universo, dalla tua abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro. Età di me, oh, il tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purifica ogni mio errore, purificami, oh Signore, sarò bianco della neve, il mio peccato io lo riconosco, il mio errore sempre dinanzi, contro te come solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purificami, oh Signore, io bianco della neve, e ahimè, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me un spirito fermo, non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità, purifichi, oh